Buongiorno in diretta con Focus TG. Si svolgeranno oggi pomeriggio a San Nazario in Val Brenta i funerali di Gino Secco, il ristoratore che si era ucciso poche ore prima di uno sfratto esecutivo. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato e Alessandro Costa Curta, il nostro operatore. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, proprio oggi alle 15:30 si svolgerà il funerale di Gino Secco. L'hai ricordato anche tu poco fa, il ristoratore di 79 anni che lo scorso 31 marzo si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile al volto proprio mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per lo sfratto. Un'intera comunità sotto shock, sconvolta da questa tragedia, come il sindaco di Val Brenta Luca Ferrazzoli, davvero una tensione, uno shock che la comunità fa fatica a superare, soprattutto la piccola comunità di San Nazario. Sì, episodi come questi ovviamente segnano una comunità, però come abbiamo avuto modo di dire, insomma, c'è anche stata la volontà di condividere da parte dei cittadini e delle persone che erano molto legate a Gino questa situazione in questo momento comunitario, e quindi è iniziato un percorso che vuole da un lato non dimenticare, ma dall'altro insomma ricucire uno strappo che è comunque significativo. La moglie e la figlia, ricordiamo che subito dopo il dramma si erano sentite male, erano state portate in ospedale per appunto essere sottoposte a tutte le cure del caso. Ben si può immaginare il dolore che le ha attanagliate. Adesso la situazione per loro com'è? La situazione da parte nostra è monitorata dall'assessore Bombieri, che da anni insomma, ha svolto anche il ruolo di sindaco della comunità di San Nazario, che quindi ben conosce tutte le dinamiche e quindi in stretto contatto con la famiglia, insomma, ha un po' seguito quelle che erano le situazioni, soprattutto come abbiamo avuto modo di dire dal punto di vista abitativo. Insomma, dal punto di vista abitativo un'emergenza non c'è, quindi da questo punto di vista, al di là di un monitoraggio, il comune non sta facendo altro. Poi ovviamente c'è tutto il tema, come dicevo prima, di superare questo momento difficile dal punto di vista collettivo. Intanto proprio ieri sera in tante persone hanno voluto partecipare alla veglia in ricordo di Gino Secco, che si è tenuta proprio nella piazzetta di San Nazario, proprio davanti al locale che Gino Secco e la moglie hanno gestito per decenni. Abbiamo un servizio a proposito, quindi chiedo alla regia se può mandare le immagini. Era la canzone che Gino Secco tanto amava, Zombie dei Cranberries. Gliel'hanno voluta dedicare, tra le lacrime e un dolore inimmaginabile, il fratello Fabio e la nipote Marion, arrivati da Strasburgo, dove vivono. Si sono esibiti nella piazzetta di San Nazario durante una veglia intima per ricordare il ristoratore che si è tolto la vita lo scorso 31 marzo, sparandosi un colpo di fucile al volto, proprio mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per sfrattare lui e la sua famiglia dal locale e dall'abitazione che occupavano da decenni. Una cerimonia toccante, perché la tragica scomparsa di Gino Secco ha lasciato tutto il paese sotto shock, senza parole. Un epilogo drammatico, inconcepibile e inaccettabile. Lo hanno voluto ricordare gli amici, i clienti storici, chi voleva bene a Gino Secco e che si è stretto attorno alla moglie e alle due figlie. E oggi pomeriggio alle 15:30 si svolgerà il funerale del ristoratore 79enne nella chiesa di San Nazario. Ecco, dunque tutto pronto per il funerale che si terrà oggi. Si aspettano davvero tante persone, perché la locanda di Gino era conosciutissima un po' in tutto il territorio, arrivando fino a Bassano Cittadella. Sì, sicuramente era un punto di riferimento per la comunità, ma per un territorio più ampio. Insomma, sono moltissime le persone che conoscevano Gino, conoscevano il locale che era molto frequentato, e quindi ovviamente l'impatto è stato importante oltre i confini comunali.
Certo, quindi adesso insomma aspettano le 15:30 quando ci sarà l'ultimo saluto al ristoratore 79enne, mentre versa in gravissime condizioni l'architetto 36enne di Borso del Grappa che lavora a Bassano del Grappa, Cesare Zilio, che è rimasto coinvolto in un terribile incidente in montagna la giornata di Pasqua. L'uomo si trovava appunto per trascorrere le vacanze di Pasqua in Alto Adige, stava facendo un fuoripista quando è stato travolto da una valanga, è rimasto sommerso dalla neve sotto 1,5 metri. Quando i soccorritori l'hanno trovato era in arresto cardiaco, sono riusciti a rianimarlo, era in ipotermia, l'hanno portato all'ospedale di Bolzano in condizioni molto molto serie. Sul posto si sono recati subito i genitori, tra l'altro Cesare Zilio, l'architetto Zilio, è figlio dell'assessora bassanese, l'assessora ai servizi sociali bassanese Francesca Busa. Lei si è subito recata appunto all'ospedale di Bolzano già nella serata di domenica, assieme al marito e assieme all'altra figlia, per stare accanto all'architetto, a Cesare Zilio. C'è un servizio anche per questo, per ripercorrere quanto accaduto la domenica di Pasqua in Alto Adige. Ancora un incidente gravissimo in montagna scuote il bassanese, sta lottando tra la vita e la morte Cesare Zilio, architetto di 36 anni originario di Borso del Grappa, noto professionista che vive e lavora a Bassano, travolto da una slavina mentre si trovava in Alto Adige per le vacanze di Pasqua. Appassionato di sport e alpinismo, Zilio pare stesse risalendo verso Cima Grava quando una valanga, a causa delle temperature in innalzamento, si è staccata dalla montagna battendosi sul 36enne che è stato trascinato per centinaia di metri. Scattati i soccorsi, il professionista è stato ritrovato sotto 1,5 metri di neve, in arresto cardiaco e in ipotermia. Dopo lunghe manovre di rianimazione è stato egli trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Bolzano, dove si trova ancora in terapia intensiva. Un copione che purtroppo si ripete a pochi giorni dalla tragedia in Tirolo, quando una slavina travolse e uccise Federico Giubilato, l'ingegnere di 42 anni di Cassola, in Austria, per una sciata fuoripista con gli amici. Intanto queste per Cesare Zilio sono ore cruciali. Sì, sono ore cruciali perché davvero la vita di Cesare Zilio, dell'architetto 36enne, è letteralmente appesa a un filo, condizioni molto molto gravi, ma vi daremo meglio dettagli e informazioni più precise nel corso dei nostri telegiornali serali. Per il momento da Valstagna di Valbrenta è tutto. Direttore, ti ricedo la linea. Grazie molte, grazie Vanessa Banzatto. Grazie anche ad Alessandro Costacurta, il nostro operatore. Vediamo un incidente stradale di poche ore fa, Isola Vicentina, uno scontro tra un'auto e una moto, interviene l'elisoccorso, grave un centauro. Sono giorni di incidenti stradali frequentissimi con anche vittime, molte vittime. Vediamo un uomo di 48 anni a Villorba, dipendente del comune di Asolo, che è rimasto ferito questa volta in un incidente. L'uomo è stato accolto all'ospedale di Treviso in prognosi riservata. Era alla guida di una Fiat Panda di servizio che si è scontrata violentemente con un furgone fiorino. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13:30 di ieri a Villa d'Asolo, all'incrocio tra la provinciale 6 che porta a San Vito di Altivole. All'origine dello scontro una mancata precedenza. Il conducente della Panda, finito fuori strada, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Lo hanno liberato i vigili del fuoco e il personale pedemontana emergenza. Il dipendente comunale è stato trasferito al Cafoncello con l'elisoccorso. Ed è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre il 58enne alla guida dell'auto in cui ha perso la vita Dominica Daradish, l'operaia 56enne residente a Chiarano. Il cordoglio dell'intera comunità che si stringe ai due figli della donna.
Una composizione di fiori davanti alla porta del magazzino messa dai figli, una comunità attonita per la tragedia che nel tardo pomeriggio di Pasquetta a Ceggia è costata la vita a Domnica Darasdic, 56enne di origine romena, residente a Chiarano, mentre il compagno, 58enne, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Mestre. La coppia, a bordo di una Dacia Duster, stava rientrando da una gita al mare all'altezza dell'incrocio di Pradi Levada allo schianto violentissimo contro un Audi. L'auto della coppia è finita nel fossato, l'impatto è stato fatale per la donna, l'uomo è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero. In via Monsignor Ferrari a Chiarano, dove la coppia abitava, è profondo il cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Domnica. Tutti la ricordano come una donna gentile, educata, grandissima lavoratrice, inserita con tutta la famiglia nella comunità. Con le lacrime agli occhi una vicina ci racconta che prima di partire la coppia aveva chiesto anche a lei e al fidanzato se volevano andare in gita al mare con loro. Non avevano voglia di uscire e sono rimasti a casa ed è stata l'ultima volta che hanno visto Domnica. Una donna che amava la vita, gli animali, usciva di casa sempre in compagnia del cane che portava a correre nel giardinetto del quartiere. Anche ieri pomeriggio il cane era in auto con lei. Dopo l'incidente era fuggito, spaventato, è stato ritrovato questa mattina in campagna vicino al luogo dell'incidente. Domnica lascia nel dolore i 2 figli ed i nipoti. Alla famiglia si stringe la comunità. Mi dispiace tantissimo per la signora perché abita qua da noi da parecchi anni, ha anche la figlia con il nipote e quindi ne siamo completamente addolorati. E il ricordo e il dolore degli amici di Diego Comacchio, motociclista 67enne di Castelfranco Veneto, morto mentre tornava a casa da Rossano Veneto. Per lui 2 grandi passioni, il lavoro e la moto. Riservato, preciso, gentile, con 2 grandi passioni, il lavoro e la moto. Diego Comacchio, 67 anni, di Castelfranco Veneto, è descritto così da tutti quelli che lo conoscevano, colleghi e amici. Purtroppo la sua vita si è spezzata a Rossano Veneto, mentre in sella all'inseparabile 2 ruote aveva deciso di godersi la Pasquetta, macinando chilometri. Molte le persone con cui abbiamo parlato di Diego a Castelfranco, dove viveva da sempre, ma tutti hanno fatto la stessa scelta, no a ricordi davanti alla telecamera. Lui stesso, ci hanno detto, così riservato, non avrebbe voluto. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri di Bassano del Grappa. Alle 16:30 Comacchio stava percorrendo via San Lorenzo, il tratto della provinciale Zelina che collega Cassola con Rossano Veneto. Improvvisamente lo schianto con una Renault Clio condotta da una 50enne del posto. Comacchio è morto praticamente sul colpo. Inutile l'arrivo dei sanitari del SUEM e dell'Eli Soccorso. Nell'agenzia assicurativa Allianz, in centro a Castelfranco, dove lavorava da 1990, colleghi e colleghe sono scossi. Per tutta la giornata un mesto via vai di amici e familiari, il fratello e la sorella, perché Diego non aveva figli, gentile con tutti, punto di riferimento al lavoro, buono nonostante il fisico imponente che poteva incutere soggezione. Diego era molto conosciuto a Castelfranco per il lavoro e l'amore verso la moto, che trapela anche dai social. Con lui un gruppo di una 15ina di amici che regolarmente viaggiavano in Italia e all'estero. Nei prossimi giorni avevano organizzato un motoraduno a Feltre che è già stato cancellato. La data del funerale non è ancora stata fissata. Servizio di Federico Fusetti e un altro grave incidente stradale questa mattina attorno alle 8:10 lungo l'autostrada 4 nel tratto Latisana Porto Gruaro in direzione di Venezia, avvenuto a chilometro 454 poco dopo l'area di servizio Fratta Nord. Secondo una prima ricostruzione, un'auto nella corsia di sorpasso si è infilata sotto il mezzo pesante che la precedeva e che si era da poco dovuto fermare in coda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Porto Gruaro e Venezia con il supporto dei colleghi di Latisana. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario. È stato affidato poi anche all'equipe specializzata dell'Eli Soccorso e l'incidente ha causato gravi ripercussioni sulla circolazione con rallentamenti in direzione Venezia. È stato chiuso lo svincolo in ingresso a Latisana in direzione di Venezia. Andiamo in diretta adesso da Luisa Bertini e da Simone Squarcina per la parte tecnica, perché si sta mettendo in sicurezza la zona in cui purtroppo a Pasquetta è scivolato nell'astico un giovane di 21 anni che
ha perso la vita. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in località Pria di Arsiero, un posto che come vedete alle mie spalle è contraddistinto da rocce, da dislivelli, da una conformazione che ovviamente richiede particolare attenzione, posto che richiama turisti e appassionati, specie durante le gite, le festività della Pasquetta, ma che non è nuovo a tragedie, l'ultima delle quali appunto avvenuta a Pasquetta, che ha provocato la morte di Alessio Nicolas Popa, il 21enne che è scivolato nell'astico, per cui non c'è stato nulla da fare. I funerali si terranno domani pomeriggio a Loreggia e a questo proposito possiamo sentire insieme il servizio realizzato dai colleghi di Padova. Sarà la chiesa ortodossa di Loreggia a ospitare domani alle 14:30 i funerali di Alessio Nicolas Popa, il 21enne di Borgoricco, morto il pomeriggio di Pasquetta dopo essere scivolato in Pria ad Arsiero nelle gelide acque del torrente Astico. Un incidente è avvenuto mentre il giovane stava trascorrendo un giorno di festa con un gruppo di amici. Erano le 17:30 quando Alessio Nicolas è scivolato sulle rocce battendo la testa e cadendo in acqua sotto gli occhi degli amici, che subito hanno avvisato i soccorsi. Rintracciato e tratto a riva dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza, per il 21enne non c'era ormai più nulla da fare. Dopo il nulla osta arrivato dall'autorità giudiziaria berica, il funerale, che per volere della famiglia sarà un saluto doloroso ma grato per la vita di un ragazzo che si era fatto voler bene dalla mamma e dal papà, dal compagno della mamma e dalla sorella, ma anche dagli amici. Era affezionato ai genitori, a tutti e due, tanto. È un ragazzo che ha finito gli studi e ha trovato subito lavoro. L'hanno preso al primo colpo. Era una consolazione per i genitori di quei ragazzi che tutti vorremmo avere. Nella casa di San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco, dove Alessio Nicolas Popa viveva con mamma Gina e Marius, grande il dolore per una morte difficile da accettare. Dopo gli studi il 21enne aveva iniziato a lavorare alla nuova Ompi di Piombino Dese. Alla famiglia si sono stretti anche il sindaco di Borgoricco, Gianluca Pedron, e l'amministrazione comunale. Prima del funerale, nella chiesa ortodossa sarà allestita una camera ardente per chi vorrà porgergli un ultimo saluto. E ovviamente a questo lutto si unisce anche tutta la comunità di Arsiero, che come dicevo non è nuova a questo tipo di tragedie, in una zona che richiama tantissimi turisti, dalla conformazione che richiede una particolare attenzione, per cui il vice sindaco di Arsiero rilancia appunto l'appello a tutti i giovani, a tutte le persone che vengono qui a visitare il luogo. Quindi sentiamo insieme quali saranno anche le eventuali migliorie da apportare alla zona in termini di sicurezza, e poi la linea può tornare allo studio. Il cordoglio, voi vi unite alla famiglia? Assolutamente sì, è un cordoglio che colpisce tutta la comunità, perché la Pria fa parte di un patrimonio della comunità, è un luogo bellissimo che però presenta delle difficoltà, presenta delle asperità proprio per la sua natura geologica. È un luogo che va quindi rispettato, anche se evidentemente goduto. Ci vuole particolare attenzione, perché appunto ci sono delle insidie che magari a persone che non conoscono il luogo, inesperte, non possono essere evidenziate così ad occhio nudo. Voi come amministrazione state mettendo in campo anche di tutto per rendere sicura la zona, anche in vista del divieto di balneazione? Allora sì, come diceva già il sindaco prima, c'è un problema di viabilità, e quello abbiamo cercato di affrontarlo imponendo certe regole, regolando i parcheggi eccetera, con delle guardie. Per quanto riguarda il divieto di balneazione, c'è
c'è tutta una procedura per poter arrivare a questo, ma credo che sia un'altra forma per poter disincentivare comportamenti non corretti e non consoni soprattutto al luogo. Per quanto riguarda poi la condivisione degli spazi, come veniva segnalato giustamente dal sindaco, questo sito viene goduto anche dagli utenti perché dall'altra parte del torrente è Comune di Cogoglio del Cengio e pertanto sarà necessario condividere anche gli interventi in questo senso, proprio per cercare di ridurre al minimo le possibilità di rischio e di eventi di questo tipo, insomma. Ecco. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina per le riprese. Oggi in regia Alberto Pivetta e Marco Mattiuzzo. È stata una Pasqua tragica purtroppo, è un lungo elenco quello dei morti e dei feriti. Vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, l'addio a Giulio e le parole della mamma: buono e affettuoso, amava regalare abbracci. Ora è con il suo papà, è stato vittima di un incidente a Castagnaro. La madre Antonella lo ha ricordato, nel 2024 era morto suo marito Franco. Il 9 di aprile ci saranno i funerali. E in attesa di sapere quando sarà possibile celebrare le esequie di Daniele Fracon e di Cinzia Iadarola, i coniugi morti in Liguria il giorno di Pasqua, la comunità si stringe ai loro 2 figli. La coppia era molto conosciuta ad Oderzo, dove il dottor Fracon aveva lavorato in ortopedia e dove la moglie tuttora svolgeva la sua attività di psicologa. Mazzi di fiori appesi al cancello della casa di Daniele Fracone, Cinzia Iadarola, a testimonianza di quanto questa coppia fosse amata. I cani che abbaiano in attesa dei padroni che non torneranno più. Medico ortopedico lui, psicologa e psicoterapeuta la moglie, notissimi a Oderzo dove vivevano e lavoravano. Cinzia Iadarola, libera professionista con studio nella centralissima piazzetta Tomitano. Il dottor Fracon, in pensione dopo tanti anni di attività all'ospedale di Oderzo, continuava a collaborare con l'ospedale di San Donà. Sono morti nel pomeriggio di Pasqua in Liguria in un incidente nei pressi di Sarzana, nello scontro tra il loro scooter ed un'auto. Erano andati a trascorrere qualche giorno di vacanza per coltivare la loro grande passione, quella dei viaggi. Per cui appena potevano avevano il camper, andavano magari per 3 giorni come stavolta qui in giro e poi lasciavano il camper da qualche parte e con uno scooter giravano. E così avevano fatto anche per le vacanze pasquali. A casa li aspettavano i 2 figli, Stefano, medico come il padre ed in servizio al CRO di Aviano, e Giulia, che lavora in uno studio di design. A Oderzo erano molto conosciuti ed in tanti in queste ore di dolore si stringono alla famiglia. Venivano a fare la spesa qui, quindi da quando si sono incendiati circa 20 anni fa li ho conosciuti bene, con i 2 figli meravigliosi, Stefano e Giulia, quindi una famiglia bellissima. Sposati da 38 anni, erano una coppia molto unita ed affiatata. Anche la loro casa riflette l'altra grande passione del dottor Fracon, quella per il mosaico. Daniele, che aveva la passione per il mosaico e per tutti i lavori che si è fatto a casa, perché la casa l'ha costruita un po' alla volta lui su suo piacimento, e lei è una bella persona. Ancora non si sa quando le salme torneranno in Veneto e verranno celebrati i funerali. Andiamo avanti con la cronaca nera, in particolare con i truffatori. Le truffe sono all'ordine del giorno, vittima di questi truffatori. In genere si tratta di truffe telematiche, sono quasi sempre gli anziani, ma addirittura ci sono truffe con falsi carabinieri, falsi tecnici dell'Enel e del gas. Pensate che addirittura è stato clonato il numero dei carabinieri di Cordignano e quindi l'allerta truffe è aumentata, perché proprio attraverso questo numero questi delinquenti si spacciano per uomini dell'arma.
C'è un alert specifico, è stato clonato il numero dei carabinieri di Cordignano, un fenomeno non rarissimo che mobilita ancora una volta l'arma dei carabinieri. L'alert è stato rilanciato nelle scorse ore dallo stesso sindaco di Sarme, dell'Arri Pizzollo, lo ha fatto attraverso i canali ufficiali del comune. Ci sono stati diversi tentativi di truffa anche nella zona di Sacile, quindi non solo nei comuni del Vittoriese. Sono qui con il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso. Colonnello, c'è questo alert specifico in quella zona, come vi state muovendo? Sì, allora precisiamo che l'alert in questo caso riguarda quella zona, ma è purtroppo un tipo di truffa che viene perpetrato anche tutto in ambito nazionale, quindi si chiama la cosiddetta truffa dell'ID caller. Si vengono assegnati degli slot attraverso appunto una società che gestisce i numeri telefonici a degli enti particolari. Quando questa centralina riceve un impulso per utilizzare quel numero, chiaramente non è in grado di capire se quell'impulso proviene effettivamente dall'ufficio che utilizza quel numero. Quindi in quel caso si parla di numero clonato, ma in realtà si parla di un numero che viene utilizzato in maniera impropria attraverso appunto una società che gestisce questo numero. Ecco, in questo caso quando appare quel numero è evidente che a chi riceve la telefonata sembra che il numero provenga da quell'ente, quindi è facile far cadere in trappola specialmente persone anziane che hanno una minorata difesa a causa della loro età avanzata. In questo caso noi ribadiamo sempre che quando arrivano delle telefonate da numeri che sembrano provenire da carabinieri o da altre forze di polizia, è sempre meglio controllare, ovvero attaccare la telefonata e chiamare con un altro numero, perché a volte chi chiama tiene impegnata la linea per evitare appunto che chi riceve, chi è il truffato, chi è la vittima, possa richiamare attraverso quel numero e chiedere appunto una verifica. Quindi chiamare con un altro numero e soprattutto essere coscienti che le forze di polizia non chiedono assolutamente soldi e tantomeno ori da poter poi riconvertire in denaro. E ogni giorno noi cerchiamo di trovare le contromisure per porre un limite a questo fenomeno. In questo caso stiamo valutando di interessare le varie società che gestiscono questi slot di numeri per inserire questi numeri in una sorta di blacklist che bloccherebbe l'impulso che chiede di utilizzare quel numero. Quindi quando l'impulso non è certificato, a quel punto quel numero non può essere utilizzato da chiunque. Comandante dei Carabinieri di Treviso al microfono di Christian Arboit, passando dai truffatori ai ladri, è un 32enne marocchino il responsabile di almeno 6 furti nella Marca trevigiana avvenuti tra gennaio e febbraio. È stato preso grazie alle videocamere di sorveglianza ed è ora ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La settimana scorsa abbiamo eseguito una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica proprio nei confronti di un soggetto, un marocchino di 32 anni, che si è reso responsabile di tutta una serie di furti. Per quanto ci riguarda abbiamo cristallizzato sicuramente almeno 4 furti commessi qua nel comune di Treviso a danno di altrettanti esercizi commerciali. Aveva terrorizzato i commercianti della Marca trevigiana per mesi. Ora è agli arresti domiciliari e con braccialetto elettronico il marocchino 32enne domiciliato a Morgano, responsabile dei furti commessi tra il 22 e il 30 gennaio scorsi ai danni della pasticceria Nascimben, dell'osteria al Bassanello e della lavanderia Multiservice di Treviso. Lo stesso soggetto era già stato arrestato per i furti a danno della farmacia Santa Cristina di Zero Branco e del locale Spiga d'Oro di Treviso nelle giornate del 30 gennaio e dell'11 febbraio scorsi. Il modus operandi era sempre lo stesso. Di solito infrangeva la vetrina o
forzava la porta d'ingresso, si appropriava di pochi spiccioli che erano contenuti o nel registratore di cassa o addirittura a volte anche nei vasetti delle mance per le persone, insomma per coloro che servono al bancone di mescita, e poi scappava. Grazie alle immagini di videosorveglianza che avevano ripreso il giovane siamo riusciti a dimostrare la sua presunta responsabilità in tutti questi reati, in questi eventi. Ora l'uomo ai domiciliari e con supplettive e precise misure cautelari. Premetto che comunque già è stato dato il divieto di ritorno nel comune di Treviso, quindi è comunque un avviso orale, quindi tutta una serie di misure preventive. Adesso è agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, quindi i suoi movimenti sono sicuramente controllati. Nessuna banda organizzata quindi, ma un disperato, come molti avevano descritto. Sì, confermo, si tratta di un soggetto probabilmente affetto anche da dipendenze da droga. Un soggetto che già a Morgano, dove risiede, aveva colpito più di una volta proprio per procurarsi la droga. Grandi danni come sempre, ma bottini piccoli. Ad alcuni esercizi all'interno di impianti sportivi di Morgano aveva fatto alcuni furti, e anche in quel caso attraverso le immagini di videosorveglianza eravamo riusciti a ricondurre alla sua responsabilità. Ancora cronaca giudiziaria, il femminicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa a Riese Pio X nel dicembre del 2023. Cade l'ergastolo per Bujar Fandai, il killer di 42 anni. La pena viene ridotta infatti a 26 anni e 10 mesi, così è stato deciso in Corte d'Appello a Venezia sulla base dello strumento del cosiddetto concordato introdotto dalla riforma Cartabia. Noi abbiamo rinunciato nella sostanza a tutti i motivi di impugnazione ed è stato accolto il motivo numero 4, quindi il motivo relativo al bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti. In gergo tecnico si chiama concordato ed è quello che hanno raggiunto Procura Generale e Difesa sul caso di Bujar Fandai, il 42enne di origini kosovare condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Vanessa Ballan, la giovane mamma di 26 anni, incinta del secondo figlio, uccisa a coltellate nella sua casa di Spineda di Riese Pio X il 19 dicembre del 2023. La ricalibrazione della pena avvenuta in Corte d'Appello è una possibilità introdotta dalla riforma Cartabia, come spiega Daria Bissoli, che con la collega Chiara Mazzoccato ha rappresentato l'imputato. Le due legali erano pronte a entrare nel merito del ricorso, contestando la premeditazione e facendo valere l'atteggiamento processuale di Fandai. Poi è prevalsa la nuova via. Sicuramente è stato un lavoro intenso che è aumentato in questi ultimi giorni, perché noi come difesa avevamo scelto una strada completamente diversa, non avevamo riflettuto su un'ipotesi di concordato, ma questa apertura al ragionamento manifestata dalla Procura ci ha accolte, non vorrei dire di sorpresa, ma ci ha fatto piacere. Quel giorno di dicembre del 2023 Fandai dal Tivole raggiunse la casa di Vanessa in sella alla sua bici, poco dopo il dramma, con lui che entra dalla finestra sul retro spaccandola e poi aggredisce la donna. Vanessa cade a terra e qui viene accoltellata. Il 42enne, che con la ragazza aveva avuto una relazione, sarà catturato qualche ora dopo. Quanto ai familiari di Ballan parla al momento il loro legale Simone Guglielmin. In merito a tale accordo, sulla sola quantificazione della pena, le difese di parte civile non hanno potuto tecnicamente interferire. La Corte d'Assise d'Appello ha quindi ratificato il concordato. Per quanto alle richieste delle parti civili, la sentenza conferma pienamente le statuizioni di primo grado in favore dei familiari e del compagno della vittima. La sentenza a questo punto, una volta pubblicate le motivazioni, sarà definitiva e non impugnabile. Sul femminicidio di Vanessa, almeno dal punto di vista processuale, viene così posta la parola fine. Anche il concordato, a nostro avviso, ha fatto la sua parte nel continuare a tenere i toni di questa vicenda il più possibile rispettosi per tutte le parti che sono coinvolte. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Tiziano Segato, ucciso nella sua
abitazione di Monticello Conte 8 a Cavazzale, le lesioni fatali, quelle che gli sono state procurate da un corpo contundente alla testa. In carcere c'è il 28enne Viktor Tamashuk, deve rispondere di omicidio preterintenzionale. Sono state le lesioni alla testa a provocare la morte di Tiziano Segato, è quanto emerge dall'autopsia eseguita sul corpo del 64enne al centro della tragedia di Cavazzale, in via Fogazzaro a Monticello Conte 8. Il camionista, la cui famiglia è tutelata dall'avvocato Leonardo Maran, sarebbe stato colpito a mani nude e, secondo i primi riscontri del medico legale, anche con calci, in un pestaggio violento che non gli ha lasciato scampo. Un quadro che rafforza l'impianto accusatorio della polizia, mentre resta in carcere il 28enne romeno indagato per omicidio preterintenzionale, Viktor Tamashuk, difeso dall'avvocato Giuseppe Viggiani. Gli esami autoptici eseguiti questa mattina al San Bortolo confermano dunque un'aggressione brutale, concentrata soprattutto sul capo. Per completare il quadro serviranno adesso gli esiti degli accertamenti tossicologici e istologici che il PM Hans Roderick Blattner ha ordinato e che sono attesi tra un paio di mesi. Solo allora si potrà avere una ricostruzione definitiva sotto il profilo medico-legale della tragedia. Servizio di Ivano Tolettini e vediamo invece la 19enne trevigiana accerchiata e aggredita da un gruppo di ragazzi nel parcheggio della discoteca Aria di Mestre perché trans. La giovane ha filmato la violenza e ha denunciato, ha sporto denuncia alle forze dell'ordine. Derisa, strattonata, tirata per i capelli e buttata per terra per la sua identità sessuale. È stata un'aggressione di gruppo violenta, quella nei confronti di una 19enne trans originaria della provincia di Treviso. La giovane era andata alla discoteca Area City di Mestre per la serata evento di Chadia Rodriguez, rapper italo-marocchina. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, gli insulti sarebbero iniziati già all'interno della discoteca. È stato nell'area fumatori. Il primo incontro ravvicinato con una decina di ragazzi che l'hanno prima strattonata, poi tirata per i capelli e fatta cadere a terra. Lì il furto della sua sigaretta elettronica. Ma con il passare delle ore la tensione sarebbe aumentata, tanto che al momento dell'uscita dal locale, nel parcheggio privo di telecamere, un gruppo più numeroso, circa una trentina di ragazzi, secondo la giovane, avrebbe accerchiato e aggredito lei e le sue amiche con spintoni, calci e insulti. Le vittime sono riuscite a documentare parte dell'accaduto con il proprio cellulare. Sul posto la polizia, ma gli aggressori al momento si erano già allontanati. Di Edi Caliman, vediamo se c'è Claudio Baglioni a Venezia per ritirare un premio alla bellezza in vista dei suoi 2 concerti. Andiamo, sentiamo. Ecco. Lei diceva che la bellezza va seminata. Beh, allora la bellezza esiste già e quindi andrebbe scovata, rintracciata, stanata. Però c'è una bellezza da inventare continuamente in ogni epoca, ogni giorno. E quindi sì, è una sorta di semina, perché insomma, per avere un raccolto bisogna possedere almeno le prime materie, insomma, i semi da buttare, e qualche volta si riesce a raccogliere. La sua prima esperienza a Venezia, o meglio al Lido, non è stata proprio positiva. Perché? Beh, perché è normale che sia così, è persino bello, perché uno può contare la distanza che c'era da un clamoroso insuccesso fino invece al momento in cui le cose cominciano ad andare bene. E questo è un motivo di vanto, è in tanta incertezza che ognuno di noi può avere anche nel cammino della vita, guardarsi indietro e dire, beh, vedi, però ero quello che già alla seconda canzone veniva buttato via giù dal palco. Invece oggi insomma le cose vanno decisamente meglio. Questo è il migliore dei premi e la più grande delle gratificazioni. E questo può essere... Signori, dobbiamo preservare una città così. Venezia città fragile, come la si preserva? Venezia città fragile. Venezia è... a volte io penso addirittura che non esista davvero, insomma, quindi è un incanto per questo, è qualcosa dentro la quale trovarsi e rotolarsi e ballare e sognare.
è veramente, insomma, per chi viene da fuori, non mi posso mettere nei panni di chi ci abita, di chi ci è nato e di chi vive molta parte della sua vita in questa città, ma chi arriva da fuori è convinto che sia qualcosa di irreale, che sia una grande favola. Posso dire l'impegno ambasciatore della bellezza è anche un impegno importante. Infatti, sì. No, io quando l'ho sentito devo dire anche, insomma, per non fare la figura di quello, sì, eccomi, arrivo. No, va bene, insomma, poi essere ambasciatori, come dicevo, alla fine, insomma, si è un po' salvati dal fatto che quando uno è ambasciatore, insomma, non è responsabile né del successo né dell'insuccesso di una missione. Però mi fa piacere perché comunque, insomma, anche negli ambiti di una disciplina popolare come quella della musica che io faccio, che tanti di noi fanno, si possono cercare degli appuntamenti che non siano sempre i soliti, che non siano dettati solo dal sistema o dal mercato, ma occasioni nelle quali poter tentare delle nuove strade, cercare di sorprendere se stessi e il pubblico. Questa è sempre la migliore delle possibilità. Venezia è adesso. Grazie. Venezia adesso e Venezia, come il mio titolo era La vita adesso, il sogno è sempre, ma è anche un sogno che è sempre. Grazie. Veramente. Arrivederci. Grazie a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio. Claudio Baglioni, 74 anni, l'incipit di uno dei suoi brani era 51 Monte Sacro, tutto cominciava, no? Quando, un brano in cui ha raccontato un po', aveva raccontato la sua vita. Dovremmo poi tornare anche a Venezia di nuovo con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, perché a questa premiazione era presente anche il presidente Stefani. Vediamo poco prima dell'assegnazione del premio, sentiamo. Motivazione del riconoscimento a Claudio Baglioni per il suo straordinario talento nell'esprimere i sentimenti e le emozioni attraverso storie, suoni e metafore che si sono impressi nell'immaginario e nello spirito di un popolo per più generazioni, come è nella tradizione dei grandi poeti. E nell'anno in cui il tema del Festival della Bellezza è il simbolico, l'ideale ambasciatore della bellezza è il poeta. Poi resta lì. Applaudiamo tutti insieme come un quartetto. In centro. I ragazzi. Questo è Claudio Baglioni, che ha ricevuto il premio dalle mani del Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Poi vedremo di sentire il Presidente, se ci sarà modo, perché vedo dei giornalisti che lo stanno tampinando. Ma intanto vediamo Gio Formaggio che ha annunciato di aver lasciato Fratelli d'Italia per aderire al nuovissimo partito del generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Sentiamo. Lo avevamo anticipato qualche settimana fa, tra segnali e movimenti che lasciavano pochi dubbi. Ora è ufficiale. Gioe Formaggio lascia Fratelli d'Italia e aderisce a Futuro Nazionale, la creatura politica del generale Roberto Vannacci, accreditata di un 3% a livello nazionale. Una scelta che arriva dopo mesi di tensioni interne al centrodestra veneto, a cominciare dalla partita per la presidenza della regione, rimasta nelle mani della Lega. Errore cedere il Veneto, dice Formaggio, rivendicando una linea coerente con la sua storia politica. L'ex consigliere regionale parla di un approdo naturale verso il partito più a destra che ci sia oggi in Italia e guarda al futuro, con l'orizzonte del 2027 e un possibile salto verso il Parlamento. Il passaggio in FN sarà ufficializzato sabato prossimo a Vicenza, in un incontro con il mondo produttivo, ma è già
già chiaro che non si tratta di un caso isolato. Dopo il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi, anche Formaggio entra nell'orbita di Vannacci, che continua a costruire una nuova area politica, soprattutto a livello locale. E sabato il generale sarà proprio in Veneto, anche a Verona, per presentare nuovi ingressi, segnale di un progetto che punta a radicarsi nel territorio, un altro tassello nel riassetto del centrodestra veneto, e forse non sarà l'ultimo. Tolettini, pare che molti altri politici stiano avviandosi verso futuro nazionale, ne parleremo anche stasera a Focus. E sempre per quanto riguarda Joe Formaggio, uno spaventoso incendio la scorsa notte nel suo paese ad Albettone, che ha distrutto il magazzino del ristorante della famiglia Formaggio, La Torre. Siamo una famiglia positiva, ripartiamo subito, infatti siamo stati qua tutta la notte a pulire, a tirare fuori le cose. E resta il dispiacere, insomma, perché avevamo tante cene, tanti catering da fare, è andato distrutto in pratica tutto, però già stasera riapriamo il ristorante in qualche modo, da buoni veneti. Joe Formaggio ostenta coraggio e ottimismo nonostante il duro colpo subito. Verso la mezzanotte di Pasquetta il magazzino dei ristoranti di famiglia di Lovertino è andato a fuoco, una pesante fatalità. L'innesco pare sia derivato da un cortocircuito di una cella frigorifera. L'ex consigliere regionale esclude tassativamente che possa esserci il sospetto di un gesto doloso, derivato magari dal recente annuncio del suo ingresso nel partito del generale Vannacci. No, assolutamente no, non riguarda niente di tutto ciò. E con i vigili del fuoco, che ritorno a ringraziare, perché se arrivavano 10 minuti dopo non ci sarebbe più niente del ristorante. 200.000 euro di danni la prima stima tra la struttura diventata inagibile e gli alimenti stoccati per 14 eventi già programmati. Fortunatamente la sala e le cucine sono state risparmiate dalle fiamme. Quando ho visto i miei fratelli piangere stanotte gli ho detto: ragazzi, bisogna farsi sulle maniche e ripartire più forti di prima. Ringrazio anche i tanti clienti che mi hanno già mandato dei messaggi di solidarietà. La solidarietà non è mancata non solo in paese. Attorno all'ex sindaco in tanti si sono stretti per aiutare. La situazione, come avete visto, è pesante. Fortunatamente, sai, la cosa importante è che non si sia fatto male nessuno. Adesso cerchiamo di operare, intervenire velocemente, dividendo, liberando il locale, mettendo tutto in sicurezza. Ecco, che tempi ci saranno? Per il momento si riesce a fare una stima di massimo? Ma cerchiamo già di intervenire in giornata, comunque qua qualche giorno di lavoro c'è sicuramente per mettere in sicurezza. E quello che dispiace di più è questo, c'era il lavoro della mia famiglia, dei miei fratelli, che qua stiamo parlando di 300 euro di carne, e ce n'erano una ventina appese, e poi la tradizione veneta è andata distrutta, nel senso, è brutto perché è il lavoro di una vita. Una delle attività di Joe Formaggio, perché ricordiamo che è ingegnere e lavora alle acciaierie, dirigente delle acciaierie Valbruna di Vicenza. L'ultimo saluto ad Arianna Zaia, tutta la comunità di Preganziol si è stretta attorno alla famiglia. La giovane, stroncata a 29 anni da un'emorragia cerebrale, è stata ricordata nelle parole degli amici. Sentiamo. Nostro angelo, ci hai lasciati così, all'improvviso, troppo presto. Mamma Pamela, papà Paolo, il compagno Diego, i fratelli Chiara e Nicola e centinaia di amici hanno dato l'ultimo saluto ad Arianna Zaia nella chiesa arcipretale di Preganziol. La 29enne, stroncata in pochi giorni da un'emorragia cerebrale, era un vero angelo per la comunità che si è stretta attorno alla famiglia con profonda emozione. Tante le passioni dopo la laurea in scienze e tecnologie alimentari, sempre al servizio degli altri. Da 11 anni faceva la volontaria nel reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso con il progetto Giocare in corsia della LILT. Scherzando, ti chiedevamo dove trovassi tutta quell'energia e quali vitamine prendessi.
ma sappiamo che semplicemente avevi tante passioni che ti rendevano felice e le volevi coltivare tutte. Stare vicino ai bambini era il tuo dono e siamo sicure che hai lasciato un pezzettino della tua creatività in ognuno di loro. Non possiamo che essere grate di averti avuto nelle nostre vite. Hai sempre portato il sole, un sole che proveremo a non far spegnere mai, nonostante le difficoltà, come tu ci hai insegnato. Arianna amava raccontare le favole ai piccoli ricoverati e così le sue ex colleghe del nido e i bimbi hanno preparato per ricordarla in occasione del funerale un cartellone. Ogni immagine, ogni memoria ha sempre il tuo sorriso come protagonista. Un sorriso dalle tante sfumature, ma sempre imperturbabile. Quando qualcuno ti confessava i suoi timori, gli dicevi che gli saresti sempre stata accanto e che gli amici servono proprio a questo. Avevi sempre una parola di conforto per tutti e non ti fermavi mai alle apparenze. È raro incontrare persone come te. Ci siamo sempre chiesti come facevi a fare tutto con calma e tranquillità. Ti vogliamo tanto bene. Ciao Ari. Allora, dovremmo avere a Venezia in diretta con Ilaria Marchiori Alberto Stefani, presidente della regione del Veneto. Ilaria, vai se puoi, grazie. Sì, buongiorno, eccoci qui da Palazzo Balbi. Abbiamo pochissimo tempo perché il Presidente è pieno di impegni e deve prendere un treno a brevissimo. Presidente, un momento davvero bellissimo, di gioia, ma soprattutto all'insegna della bellezza, oggi qui con Claudio Baglioni e soprattutto anche con un momento che lei ha voluto condividere non solo con Claudio Baglioni, ma anche con tutta la stampa. La vita è adesso per lei ha un significato importante, non è solo il nome del tour che ci sarà a giugno di Claudio Baglioni, ma anche significativo per lei. Sì, beh, innanzitutto oggi siamo qui perché Claudio Baglioni è ambasciatore della bellezza ufficialmente e questo evento si inserisce in un programma di grandi eventi del nostro territorio. Il Festival della Bellezza avrà 30 tappe, di cui 17 in luoghi d'arte del nostro territorio. Il 29 e il 30 giugno avremo l'onore di avere in piazza San Marco Claudio Baglioni, che poi proseguirà con il suo tour, il suo grand tour La vita è adesso, che per me ha un significato particolare non solo perché è la mia canzone preferita, ma perché è stata la prima canzone che mi è stata dedicata, e quindi diciamo che questo aneddoto non fa che rendere piacevole questa giornata, oltre ovviamente alla grande presenza di un artista straordinario come Claudio Baglioni qui a Palazzo Balbi. Una bellissima notizia e un'altra riguarda l'utilizzo dei social under 14, se ne è parlato molto negli ultimi giorni, oggi c'è una novità. Sì, abbiamo depositato ufficialmente in Consiglio regionale una proposta di legge statale che ovviamente viene approvata qui in Consiglio regionale. La Costituzione ammette questa prerogativa per il Consiglio regionale e sarà una proposta che vuole bloccare i social network sotto i 14 anni, oggi luogo pericoloso dove si annida cyberbullismo, dove si annida adescamento di minori, dove ci sono eccessive immagini e contenuti video di scene di violenza esplicita. Oggi noi dobbiamo tutelare l'infanzia e la preadolescenza di questi ragazzi. Non possiamo far sì che questi giovani siano esposti a violenza, a giudizi anche spesso anonimi, inopportuni, che provocano disagio psicologico, disturbi alimentari. L'esplosione dei disturbi alimentari è anche uno di questi effetti, e non possiamo pensare di lasciarli soli in un luogo pericoloso come i social network. Esiste una maggiore età per guidare l'auto, esiste una maggiore età per poter testimoniare in giudizio, deve esistere una maggiore età anche dal punto di vista digitale per l'utilizzo dei social network. Ringrazio il Presidente Stefani, qui da Palazzo Balbi è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Sandro Ponchio, e visto che al Presidente piace molto, anzi è la canzone, il brano della sua vita, La vita è adesso, lo facciamo, gliela facciamo ascoltare e la facciamo ascoltare anche a voi. La vita adesso nel vecchio albergo della terra e ognuno in un
stanza in una storia di mattini più leggeri e cieli smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché la vita adesso nei pomeriggi appena freschi che ti viene il sonno e le campane, girano le nuvole e piove sui capelli e sopra i tavolini del caffè all'aperto, e ti domandi incerto chi sei tu. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu che spinge avanti il cuore ed il lavoro duro, di essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro. Sei tu nel tempo che ci fa più grandi e solo in mezzo al mondo, con l'ansia di cercare insieme un bene più profondo. E un altro che ti dia respiro e che si curvi verso te, in un'attesa di godersi di più senza capire cos'è. E tu che mi ricambi gli occhi in questo istante immenso, sopra il rumore della gente, dimmi se questo ha senso. Claudio Baglioni, La vita è adesso. Claudio Baglioni che dovrà ritornare a Roma con un aereo, con tutta probabilità. Si teme sempre che i carburanti siano razionati, che molti voli sono stati cancellati, molti voli potrebbero essere rinviati, ma a Venezia voli regolari, nessuna limitazione del rifornimento di carburanti agli aerei in questa guerra in Iran, che ieri è stata caratterizzata da un ultimatum violentissimo di Trump, che prevedeva un'apocalisse, che poi invece ha deciso di accettare la proposta dell'Iran, cioè una tregua di 2 settimane. Però vediamo la questione del carburante agli aerei. Problemi di carburante all'aeroporto di Venezia non ne abbiamo, e riteniamo che se la situazione rimane immutata continueranno a non esserci. Certo, la tensione rimane alta, ma le limitazioni di approvvigionamento di carburante negli aeroporti di Venezia e Treviso, oltre che di Milano Linate e Bologna, annunciate sabato come conseguenza della guerra in Iran dalla RBP Italia, che fa capo alla multinazionale energetica britannica, leader mondiale nel settore petrolifero, non hanno avuto alcun impatto sull'operatività degli scali. La comunicazione arriva direttamente da Save, la società che gestisce, tra gli altri, gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona. Abbiamo sempre operato regolarmente e continueremo a farlo, non ravvediamo problemi in quanto abbiamo 2 fornitori principali che non sono ARBP. ARBP è un fornitore secondario che lavora peraltro con pochissime compagnie aeree che si appoggiano al nostro scalo. Siamo molto tranquilli e vogliamo trasmettere anche questa tranquillità ai nostri passeggeri. Secondo Save, la pluralità di fornitori mantiene pienamente sotto controllo l'approvvigionamento di carburante. È un elemento che garantisce continuità e sicurezza. Anzi, sul fronte del traffico aereo, il periodo pasquale ha confermato un andamento molto positivo, con flussi sostenuti sia in arrivo che in partenza, tanto che il 2026 si sta distinguendo in questo senso per una crescita significativa rispetto all'anno precedente. Il 2026 ci vede con un traffico in crescita importante rispetto al 2025 e stiamo anche performando sopra budget.
Questa situazione peraltro in questo appunto mesi non ha avuto nessun impatto e prevediamo anche che possa esserci in generale per i paesi ritenuti safe, come sicuramente lo è l'Italia, la Spagna, potrebbero diventare mete di destinazioni attirando un traffico ancora più importante durante i prossimi mesi estivi. In un contesto internazionale che tende a favorire destinazioni percepite come sicure, Italia e Spagna stanno rafforzando la loro attrattività, tanto che a Save ci si attende un'ulteriore crescita dei flussi turistici nei mesi estivi, con ricadute positive anche per il proprio scalo. La tregua di 2 settimane tra Stati Uniti e Iran e ovviamente anche Israele ha comportato stamattina un boom, un rialzo dei mercati azionari e il crollo del petrolio, benzina, gasolio e voli, dice però Repubblica, perché i prezzi scenderanno ma lentamente. Vediamo comunque qual è la situazione in Veneto in questo servizio. Il timore di restare a secco col carburante è il mantra di questi giorni dopo Pasqua. I primi allarmi hanno riguardato il kerosene per gli aerei, con riduzioni di carico in vari aeroporti italiani da nord a sud. Poi le scorte hanno iniziato a scarseggiare anche ai distributori per veicoli stradali. Il cartello esaurito è comparso negli ultimi giorni a ripetizione in più stazioni di servizio della catena Eni. Sotto l'insegna del leone a 6 zampe, diesel e diesel plus non si trovano più già dal giorno di Pasqua o anche dalla vigilia. Si parla di serbatoi che superano i 30.000 litri di capacità per ciascuna stazione di servizio. I gestori ci raccontano che dopo la decisione dell'azienda di riportare il prezzo del gasolio sotto i 2 euro in controtendenza rispetto agli altri marchi, è scattata la corsa all'acquisto con quantità inusuali. Molti hanno fatto il pieno pur non avendo questa abitudine, tanti si sono presentati anche con le taniche. E le scorte sono finite nel giro di poche ore, essendo più di 2/3 dei veicoli circolanti alimentati proprio col diesel. Al primo giorno feriale si attendono i rifornimenti in partenza dal deposito di Marghera, ma non è detto che i trasferimenti riescano a seguire il ritmo della domanda. Negli altri distributori la fornitura c'è, ma il prezzo è più alto, specialmente le cosiddette pompe bianche, che in condizioni normali sono in genere più convenienti. Ora invece succede di vedere file di macchine arrivare, guardare le pompe e i cartelli e procedere dritto con malcelato disappunto. Lo scenario al momento riguarda temporaneamente un solo marchio, ma se il quadro internazionale si dovesse aggravare potremmo trovarci davanti a situazioni ben più complicate. Servizio di Mirko Cavallin e adesso con i registi Alberto Pivetta e Marco Mattiuzzo e il supervisor Andrea Basso andiamo in pubblicità. La movida anti-Via Crucis, il sindaco di Bassano, lo leggiamo dal giornale di Vicenza, convoca i baristi, Nicola Finco condanna la mancanza di educazione e di rispetto durante il corteo religioso, il parroco ha ragione, il rispetto viene prima di tutto, va messo un freno e vediamo il servizio della nostra redazione bassanese. Ho l'impressione che passasse un estraneo. L'estraneo, cui si riferisce don Enrico Bortolaso, è il Cristo in processione la sera del Venerdì Santo, quando il corteo in transito per la Via Crucis, attraversando le piazze, si è trovato a passare in mezzo agli avventori dei locali totalmente incuranti della situazione. Don Enrico è stato particolarmente toccato da questo episodio, tanto che l'ha voluto portare nella sua omelia pasquale come una presa d'atto realistica, una predica che si è diramata a macchia d'olio in tutta la città. Mi è venuto il collegamento di dire per queste persone Gesù Cristo è un estraneo, perché passando con la processione ho avuto l'impressione che non gli importasse assolutamente nulla. Ho l'impressione di una grande indifferenza e l'ho detto nella veglia pasquale proprio in riferimento al fatto che questo Gesù Cristo sarebbe appunto per loro un estraneo. Dobbiamo prenderne coscienza anche noi cristiani, forse tutti sono cristiani, ma prendere coscienza che di fatto è così. Fa male perché bastava fermarsi 30 secondi,
cioè, voglio dire, la processione è durata non so quanto nell'insieme, ma pensavo che qualcosa potesse toccare, invece è una presa di coscienza amara sì, ma anche realistica. Neanche a dirlo, quanto accaduto ha fatto fare un balzo sulla sedia al sindaco, che ha definito inaccettabile l'episodio che si è verificato in centro città il venerdì santo. Ha pertanto annunciato che convocherà i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei pubblici esercizi al più presto. Nessuno, afferma il primo cittadino, mette in discussione la libertà di divertirsi, ma ci sono limiti e regole, dice, che non devono essere superati. Polemiche anche a Treviso ieri per la scarsa presenza di cittadini e per persone che rumoreggiavano mentre erano sedute ai tavoli di una pizzeria durante proprio la cerimonia che ricordava con i rintocchi i 1600 morti del bombardamento americano del 7 aprile del 1944. Gente che chiacchierava e mangiava tra i tavoli della pizzeria da Pino durante i rintocchi del ricordo e poca presenza di cittadini, in particolare di giovani e scuole. Sono state queste le note stonate dell'82esimo anniversario del tragico bombardamento di Treviso il 7 aprile 1944. Due segni di un'indifferenza per un ricordo che va via via sbiadendosi nella memoria collettiva. In particolare fastidioso il brusio mentre la campana civica segnava quei minuti interminabili quando 159 velivoli americani sganciarono 2000 bombe che causarono oltre 1600 morti e rasero al suolo oltre metà del centro storico cittadino. Così come il vuoto in piazza colmato da un'ambulanza arrivata per soccorrere una delle 3 persone che si sono accasciate a terra nel corso delle cerimonie. Segnali di un ricordo da rinnovare nelle coscienze, considerando quanto sia invece ancora vivissimo nelle cicatrici della città. Per questo l'impegno del sindaco, con una lettera diretta a Giuseppe Giordano, titolare della pizzeria da Pino, perché il prossimo anno ci sia più rispetto per il ricordo, è soprattutto legato ai giovani e alle scuole. Dobbiamo partire dalle ferite della nostra comunità, ricordandole tutti da comunità, anche coloro che magari sono distanti anagraficamente da quel periodo, però ognuno di noi nelle nostre famiglie porta con sé dei ricordi e quindi io voglio fortemente che questa storia venga studiata nei libri di storia, che questi ragazzi vivano i luoghi della distruzione e del ricordo proprio perché facciano tesoro di quanto è successo, perché in futuro non succeda più. Ieri proprio i ragazzi sono stati protagonisti di questa cerimonia, perché per loro è stato un pezzo di storia su cui riflettere. Il secondo servizio di Lucio Zanato. Giorgia, per te che sei il nostro futuro, cosa significa questa cerimonia? Significa sicuramente il passato, perché nel passato abbiamo commesso errori, come ne commetteremo, ma sicuramente significa anche una nuova rinascita. Una rinascita testimoniata ogni anno dalle iniziative in ricordo del bombardamento della città il venerdì santo del 1944. Ed è importante che siano le giovani generazioni a sottolinearla, in un ideale passaggio di testimone tra generazioni. Storia e memoria fondamenta delle comunità, ha ricordato Monsignor Mauro Motterlini nella celebrazione alla chiesa votiva prima della benedizione delle 1600 lapidi del tempietto che racchiude le vittime del bombardamento. La memoria è energia per l'oggi. Smarrire i ricordi, perdere la consapevolezza del passato, equivale a non stare in piedi nell'attualità. Una storia che gli ultimi superstiti vogliono tramandare non solo con inni e corone, ma soprattutto con la parola, come Donato D'Urso, che nel 1944 aveva 7 anni. Quando hanno cominciato a scoppiare le bombe, io ho guardato alto, l'ultimo ricordo che ho, mi sembrava di vedere sotto gli aerei dei grappoli di uva. Erano le bombe che lanciavano. Dopodiché io ho perso un anno della memoria perché sono stato ferito alla testa, paralizzato, 3 mesi in coma. Poi, visto che non morivo, si sono decisi a operarmi.
e mi hanno operato e mi hanno estratto la scheggia dalla testa e piano piano ho cominciato a riprendermi. Vedere quello che si vede oggi, i bambini. No, mi vengono i brividi. Alle volte io penso, ma come fanno certa gente a fare quelle cose lì e sentire altri vicino che parlano, che ridono, che scherzano dei bombardamenti di questo e di quello? Perché? Perché non sono mai stati sotto, non sanno cosa vuol dire star sotto le bombe e vedere i disastri che capitano attorno. È vero, non sappiamo cosa significhi la guerra, a noi sembrano dei videogiochi, e ne parlavamo ieri a Focus, i racconti di coloro, i nostri padri, le nostre madri, che ci raccontavano l'orrore della guerra, la paura e i bombardamenti, come avvenne durante ovviamente la Seconda Guerra Mondiale. E proprio il 7 aprile il destino ha voluto che morisse un magistrato, il magistrato Pietro Calogero, il cui nome era legato all'inchiesta del 7 aprile contro il terrorismo a Padova. La magistratura ancora tiene botta e svolge il suo compito, conosce il sacrificio, conosce la capacità anche di svolgere i propri compiti andando oltre che sono gli steccati del dovere in senso stretto. Una vita al servizio della giustizia, quella di Pietro Calogero, morto a Padova a 86 anni, come testimoniava in questa intervista realizzata all'apertura dell'anno giudiziario a Venezia nel 2012. Magistrato simbolo della lotta all'eversione degli anni 70, ha legato il suo nome all'inchiesta che esattamente 47 anni fa, il 7 aprile del 1979, portò in carcere Emilio Vesce, Oreste Scalzone, Toni Negri e gran parte dell'organigramma del Movimento di Autonomia Operaia. Molti degli incarcerati risultarono non imputabili per la giustizia italiana, tanto che in quegli anni fu coniato il termine Teorema Calogero. Tra le persone a lui vicine, l'ex sindaco di Padova ed ex ministro Flavio Zanonato. Mi mancherà moltissimo perché continuavamo a vederci in un gruppetto di amici almeno una volta al mese, poi c'era una festa poco prima di Natale. È una persona squisita, mossa da un senso di giustizia, di imparzialità nelle sue indagini davvero ammirevoli, per cui se si rendeva conto di imboccare un percorso sbagliato lo abbandonava e ripartiva cercando ulteriori elementi nella giusta direzione. Procuratore capo a Padova per oltre 15 anni, Calogero ha concluso la sua carriera come procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia. Siciliano d'origine, madre vietnamita, si è laureato a Messina nel 1963 e aveva compiuto 86 anni lo scorso dicembre. Non basterebbe un libro a ricordare il lavoro di Pietro Calogero, davvero mio grande amico, è morto a 86 anni e quindi ha vissuto abbastanza a lungo, però non a lungo, aveva ancora un'enorme voglia di vivere. Nella ultima vicenda sul referendum si era impegnato per far votare no, quindi aveva una vivacità mentale ancora fresca. Purtroppo ha vissuto a lungo ma non abbastanza per quanto avrebbe voluto ancora fare. I funerali si terranno venerdì alle 15:30 nella chiesa di San Fidenzio di Sarmeola di Rubano. Dice di Francesco Ratai, l'ennesimo incidente sul lavoro, un incidente mortale, questa volta in Friuli a Pasian di Prato, negli stabilimenti della distilleria d'Urbino. Un 55enne è stato trovato morto in una vasca piena di alcol puro. Tragedia sul lavoro alle porte di Udine. Un uomo di 54 anni, Italo Carpi, residente a Fagagna, dipendente della distilleria d'Urbino Friulia del gruppo Caffo, azienda con sede a Passons di Pasian di Prato, è morto dopo essere caduto all'interno di uno dei serbatoi pieno di alcol puro che la vittima stava ispezionando. Sono stati gli altri colleghi a notare la sua improvvisa scomparsa. Uno di loro è salito in cima e ha notato il corpo esanime riverso all'interno. Subito sono scattati i soccorsi
soccorsi con l'arrivo dei sanitari a bordo dell'ambulanza, mentre l'elicottero del 118 atterrato nella vicina piazzola i vigili del fuoco. Quest'ultimi con molte difficoltà sono riusciti a raggiungerlo e portarlo in superficie. Viste le sue condizioni disperate, è stato trasferito al vicino elicottero e da qui in volo ha raggiunto l'ospedale. Seppur celeri, ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri, gli ispettori dell'azienda sanitaria per i rilievi, indagini di polizia giudiziaria e il magistrato di turno, che ha preso la conferma della morte, ha disposto l'autopsia per chiarire le dinamiche, per comprendere se il decesso sia stato causato da un malore improvviso, da un'esalazione tossica o da un errore nelle procedure di manutenzione. I locali dove si è consumata la tragedia posti sotto sequestro, mentre la Procura della Repubblica nelle prossime ore, appena acquisita la documentazione, aprirà un fascicolo. Servizio di Omar Costantini della nostra redazione di Udine, 2 minuti di pubblicità, torniamo subito da voi. Di nuovo in diretta con Focus TG, lo shock energetico, il governo al lavoro per per intervenire con un aumento dello smart working, si parla di targhe alterne, possibili razionamenti e intanto si ritorna a parlare delle fonti rinnovabili, tra queste l'agrivoltaico e c'è nel Padovano prende forma un nuovo maxi impianto sui terreni agricoli già segnati dall'alluvione del 2011. Sentiamo. Oltre 9.000 pannelli su 10 ettari di campagna. A Pradibotte, nel territorio padovano di Borgo Veneto, prende corpo uno dei progetti fotovoltaici più rilevanti dell'area, proprio in una zona che porta ancora i segni della rottura dell'argine del Frassine nel 2011. L'intervento, proposto da una società ferrarese, prevede un impianto da oltre 7 megawatt distribuito su terreni oggi agricoli. Il progetto si inserisce nel contesto dell'equilibrio tra sviluppo delle rinnovabili e tutela del territorio. La Regione ha indicato la necessità di privilegiare soluzioni come l'agrivoltaico, che consente la coesistenza tra produzione agricola ed energia. Ma su questo terreno si gioca un'altra partita nel Vicentino, tra cui a Rosà, dove si vuole installare un grande parco agrivoltaico che ha suscitato la netta contrarietà del comune per l'impatto ambientale, il consumo di suolo e la reale compatibilità con l'attività agricola, chiedendo valutazioni più approfondite, mettendo in discussione la sostenibilità dell'intervento. Da una parte la spinta verso la transizione energetica, dall'altra le comunità locali, come quelle bassanesi, che chiedono garanzie su paesaggio, sicurezza e vocazione agricola dei territori. Il rischio è quello di uno scontro tra esigenze strategiche nazionali e identità locali, con una domanda che resta aperta: quanto territorio siamo disposti a trasformare in nome dell'energia pulita? Non è il caso che il governo preveda un piano nazionale con incentivi per installare i pannelli sui capannoni dismessi? Servizio di Ivano Tolettini. Adesso andiamo da Francesco Rattai e dal nostro operatore Federico Cibotto, perché branchi di cinghiali sui colli euganei stanno devastando raccolti di piselli. Andiamo a vedere. Andiamo. Siamo a Rivadolmo di Baone, sui colli euganei, dove la produzione di bisi, di piselli è rinomata. C'è anche una famosa fiera dei bisi. E siamo qua insieme ai titolari dell'azienda agricola Roncolato perché il fenomeno dei cinghiali è diventato devastante nel senso che ha bruciato tutta la produzione di quest'anno. Di quest'anno, certo. Purtroppo, nonostante che siamo tutelati attorno a tutta corrente, non so come mai, perché continuano a entrare. Avevamo già esperienze di precedenti anni, ma quest'anno proprio ci hanno lasciato proprio a piedi con il raccolto. Ecco, quest'anno avete seminato due volte, ma tutte e due le volte, nonostante le protezioni che avete messo lungo i campi, non c'è stata possibilità di salvare praticamente niente. Buttato via quanto? Su una produzione stimata più o meno di 8-10 quintali.
Purtroppo i clienti che abbiamo da anni quest'anno non possiamo accontentarli, a discapito nostro e anche dei clienti. Ecco, voi cosa chiedete? Voi siete qua nel Parco dei Colli Euganei, ci sono i selettori, però voi chiedete... Ci sono i selettori che quest'anno non sono mai intervenuti, non so il motivo. Il parco dovrebbe saperlo come mai hanno bloccato questi selettori, perché una volta venivano, non grandi cose, però era un motivo perché i cinghiali stessero magari lontani. Qualche uccisione veniva fatta, però quest'anno zero. Quando arrivano può essere, che ne so, una giornata che piove, riescono a passare, ma in una notte fai 10 file lunghe 150 metri, in una notte li aprono tutti e li consumano, li mangiano. Ecco, la vostra paura, signora Oriana, è anche legata alla vigna. Voi avete anche vigna. Certo, ogni anno abbiamo una perdita di raccolto anche sull'uva, certo che sì. La tirano giù e tutta per terra la troviamo anche pestata, proprio un raccolto. Dopo un anno che ci vai dietro a vedere sto raccolto consumato, ti viene da piangere, dai, non è possibile veramente. Ecco, c'è un appello che vuole fare alle istituzioni? Certo che sì, noi coltiviamo per i cinghiali, basta che ci diano un reddito mensile, perché noi siamo un'azienda a titolo principale, azienda agricola, mio figlio vive con questo reddito. Se loro ci danno un sussidio, visto che lo Stato anche ne dà tanti, che tutelano anche queste aziende agricole che devono vivere, e noi coltiviamo per loro. Nessun problema, basta metterci d'accordo. Ecco, però voi dite noi vogliamo lavorare, dateci una mano nel controllo dei cinghiali. Certo che sì, ma adesso ultimamente ci sono anche i caprioli che abbiamo impiantato le vigne piccole e ci hanno mangiato i germogli. Anche lì abbiamo avuto, adesso sento parlare anche che prossimamente ci saranno anche i lupi, ma qua sui Colli Euganei si vive agricoltura, non è che si vive agricoltura e turismo. E poi Baone è un territorio, è uno dei comuni che proprio a livello industriale non ci sta niente, solo agricoltura, vino, miele e olio, basta, non ci sta altro. E va tutelato. Penso proprio di sì, altrimenti cambiamo lavoro o ci devono garantire minimo un reddito, altrimenti non so, non ho parole veramente. Come dare torto a questi coltivatori? Hanno pienamente ragione. Vediamo sempre per quanto riguarda l'ambiente, Padova che rientra tra le 100 città europee che vogliono diventare a zero emissioni entro il 2030. Sentiamo come sta andando questo difficile percorso. Sentiamo. I risultati che stiamo ottenendo in termini di diminuzione delle emissioni sono molto importanti. Rispetto al 2005 abbiamo un meno 40% e anche negli ultimi anni continuano a scendere di diversi punti percentuali. Quindi il cambiamento sta avvenendo, dobbiamo accelerare ancora un po', però i risultati che stiamo avendo sono migliori rispetto alle previsioni che avevamo fatto qualche anno fa. Procede il piano di portare Padova ad essere una città ad emissioni zero entro il 2030, un progetto pilota insieme ad altre 100 città in Europa. Non bisogna fermarsi, dice l'assessore Andrea Ragona. Ora, viste le crisi mondiali, è il momento di cercare di limitare sempre di più l'uso di fonti fossili. Di queste esperienze e di altre si parlerà all'evento 2050 al Centro Culturale San Gaetano dal 21 al 23 aprile. Prima abbiamo visto nel 2022 con l'Ucraina che cosa è significato affrontare un'esplosione dei prezzi del gas. Oggi stiamo tornando in una situazione altrettanto grave con un aumento vertiginoso dei prezzi, in particolar modo dei combustibili fossili, e ci ricorda tutto questo quanto sia
importante investire sulle energie rinnovabili. Noi lo stiamo facendo, a Padova c'è un lavoro in corso sia per quanto riguarda la mobilità, che si sta progressivamente portando su sistemi a trazione elettrica, ma anche per quanto riguarda il mondo delle imprese che stanno investendo con una grande attenzione. Molte di queste sono partner del Comune di Padova nel progetto di abbattimento delle emissioni di CO2. Molti gli ospiti che arriveranno a Padova, tra loro anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, l'ex premier Enrico Letta e l'ex ministro Tiziano Treu. Una serie di incontri con professori universitari per raccontare quello che si è fatto e che si farà. Il forum di quest'anno secondo me ha fatto una scelta strategica sul tema molto importante, che è quella della correlazione tra sicurezza energetica e materie prime, in particolare quelle che si chiamano appunto le materie prime critiche, perché come dice e recita un documento molto importante della Commissione europea, la transizione energetica è una transizione dei materiali, quindi diciamo i materiali sono condizio sine qua non anche per lo sviluppo di un comparto energetico che miri poi alle neutralità climatica. Servizio di Francesco Rattai, siamo tutti un po' stressati e lo sono anche gli studenti. Allora cosa succede all'istituto, in un istituto scolastico di Este? Un'aula viene dedicata al benessere degli studenti. Vediamo. È un'aula studiata e progettata nei colori e nella scelta degli arredi, quella inaugurata lo scorso 31 marzo all'Istituto di Istruzione Superiore a Tessino di Este. I quasi 600 studenti dei vari indirizzi, ma anche i docenti e il personale scolastico, hanno adesso a disposizione uno spazio dedicato alla cura dell'equilibrio emotivo e alla gestione dello stress. Lo spazio benessere, spiegato la dirigente scolastica Cristiana Brocanelli, risponde all'esigenza di disporre di un luogo adeguato in cui affrontare momenti di difficoltà o tensione, iniziative che servono a rafforzare il ruolo della scuola come presidio educativo e sociale. Così Stefano Agugiari Stoppa, consigliere della provincia con delega alla pubblica istruzione, uno spazio che ospiterà iniziative di supporto individuale ma anche di gruppo. Servizio di Chiara Gaiani, gli ospiti di questa sera a Focus, inizieremo più o meno attorno alle 21:20. Paolo Bonafè, Elena Bottacin, Alessio Morosin, Michela Nieri e Marco Zabai. È tutto per oggi, grazie. La notizia del giorno l'avrete trovata su tutti i giornali, è quella di Trump che ha accettato la tregua in 10 punti proposta dall'Iran, 2 settimane di tregua, speriamo che duri, perché siamo abituati a vederle violate queste tregue il più delle volte. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Alberto Pivetta, Marco Mattiuzzo e Andrea Basso. Ci vediamo stasera a Focus, arrivederci, buona giornata.